Euroregione News. Codroipo, bilancio approvato e città rinnovata. Il sindaco della città di Codroipo, Fabio Marchetti, ci racconta il bilancio comunale approvato da Giunta e Consiglio, quindi tutti i progetti in realizzazione futuri. È un bilancio che ci vede soddisfatti nonostante il periodo che abbiamo subito con la Giunta Serracchiani di forti tagli e un periodo generale di crisi e congiuntura nazionale e internazionale, ma dicevo, nonostante questo abbiamo chiuso un bilancio in pareggio con 33.251.000 euro. Di spesa corrente abbiamo previsto una quota molto consistente, pari quasi a 15 milioni di euro. 7 milioni e 9 sono gli investimenti declinati su diverse opere pubbliche che andremo a realizzare, un po' elencherò, e l'altra voce di bilancio che qualifica in maniera positiva il documento contabile sicuramente è nell'abbattimento dei mutui e del debito che in questi anni abbiamo effettuato. Nel 2011, quando sono diventato sindaco, abbiamo ereditato un bilancio che aveva un debito pari al doppio del bilancio stesso. Oggi il debito è pari sostanzialmente alla metà del bilancio, quindi una politica virtuosa che ci consente anche ampi spazi finanziari e di manovra, perché ne sentiamo l'esigenza sia come amministratori che come cittadini. Codroipo è una città che si è sviluppata, che è cresciuta in questi anni in maniera positiva, quindi il saldo è un saldo positivo in termini di abitanti, di nuovi codroipesi. Nelle frazioni lo svuotamento è stato contenuto, nel capoluogo l'incremento è stato importante. Oggi noi abbiamo più di 10.000 residenti nel capoluogo, gli altri 6.000 sono residenti nelle 13 frazioni. Ecco, questo richiederà per il futuro delle politiche interessanti dal punto di vista amministrativo, ma anche interessanti dal punto di vista sociale, perché non dobbiamo permettere oggi che le frazioni si svuotino, ma dobbiamo ampliare quello che è una politica residenziale, abitativa e di servizi a favore delle frazioni stesse. Parlavamo di investimenti, una quota importante quindi è destinata agli stessi. Abbiamo degli investimenti destinati ad opere pubbliche come le scuole medie, abbiamo un contributo importante regionale al quale affiancheremo una quota considerevole di fondi comunali per il rifacimento completo della palestra di via 4 novembre, delle scuole di via 4 novembre. La palestra risale ancora agli anni 50, i primissimi anni 50, era il 51-52 quando fu edificata, e oggi versa in uno stato che non è più consono alle esigenze attuali né di chi usufruisce quel bene immobile, né dei ragazzini, né ovviamente degna della città di Codroipo. E quindi abbiamo pensato di fare effettivamente questo investimento, forti anche di un contributo regionale di 350.000 euro, al quale affiancheremo la parte rimanente noi, usufruendo anche probabilmente del credito agevolato sportivo che riesce ad abbattere ulteriormente il costo del tasso di interesse, perché di fatto lo riduce quasi a zero. Dopodiché prevediamo anche la ristrutturazione degli edifici scolastici delle vecchie scuole secondarie, le vecchie scuole medie prospicienti via 4 novembre, e altri investimenti importanti riguardano i cantieri che già oggi si vedono tra Codroipo, Passariano e in molte strade della nostra città e delle frazioni, per quanto riguarda appunto la sistemazione di strade, marciapiedi, illuminazione pubblica e tutto quanto oggi ha un'età superiore a una media degna anche questa di una manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria che stiamo eseguendo in varie parti del comune. Quindi una grossa parte verrà destinata alle manutenzioni e una grossa parte ovviamente alle opere pubbliche. Venendo alle tasse, l'altro punto che qualifica il bilancio è il fatto che non abbiamo aumentato nessuna aliquota, quindi il contenimento della spesa si riversa oggi in un non aumento delle imposte a carico del contribuente di Codroipo.
Anche questa è una manovra che abbiamo svolto nel corso di questi anni, è una manovra che ha qualificato il nostro bilancio soprattutto per un'imposta, parlo dell'addizionale comunale IRPEF, laddove abbiamo esentato tutti i contribuenti fino ai 13.500 euro di reddito. Questo vuol dire che una grossa fetta di contribuenti non pagheranno questa imposta. Le altre sono rimaste, come dicevo, invariate, così come invariati sono rimasti gli oneri a carico delle famiglie per quanto riguarda soprattutto i costi relativi all'istruzione, alla scuola, al trasporto, alle mense, sono rimasti completamente invariati, quindi li abbiamo ingessati. Questo comporta una notevole difficoltà, ha comportato una notevole difficoltà per chiudere il nostro bilancio di previsione, perché i costi fissi oggi sono in aumento, lo vedete ogni giorno, andate a fare la benzina, il gasolio alle vostre auto, non ancora tutte elettriche, e vedete che i costi aumentano, aumenta il fine mese per tutti, non aumentano gli stipendi e quindi i costi fissi aumentano. La parte eccedente ovviamente la metterà l'amministrazione comunale tagliando delle spese ritenute inutili. Oggi noi andremo a cercare finanziamenti da altri enti in maniera tale da non gravare sulle tasse e quindi sulle tasche dei cittadini, sul portafoglio dei cittadini di Codogno. L'altra quota importante che abbiamo inserito nel bilancio e che qualifica il bilancio stesso riguarda il servizio sociale, che grazie alla riforma fatta dall'amministrazione regionale Fedriga, voluta dal vicepresidente Riccardo Riccardi, finalmente ha ridato il servizio sociale ai comuni. Si ricorderà più di qualcuno che la vecchia riforma aveva passato questa competenza alle UTI, le Unioni Territoriali Intercomunali, le quali non vedevano più i sindaci e i territori protagonisti della parte fondamentale della loro attività amministrativa e politica, ovvero sia il servizio sociale. Quindi oggi noi riceviamo di nuovo un contributo sostanzioso pari a circa 330.000 euro l'anno per quanto riguarda la gestione del servizio sociale dei comuni. Anche qui apro una parentesi perché abbiamo ricostituito i primi mesi di quest'anno, il mese di febbraio per la precisione, l'Assemblea dei Sindaci, che torna ad essere sovrana per quanto riguarda la parte dei contributi regionali che arriveranno e che sono già arrivati per quanto riguarda le persone più bisognose di attenzioni di questo tipo. E l'altra notizia è che non solo anche lì abbiamo fatto una scelta politica di non aumentare alcun tipo di gravame a favore nei confronti delle famiglie, ma abbiamo tagliato una spesa che ritenevamo ingiusta e che negli anni scorsi purtroppo non avevamo riusciti a tagliare, causa bilanci difficili da chiudere. Abbiamo tolto le spese per il trasporto dei disabili, quindi le famiglie non pagheranno più nulla per trasportare i familiari disabili. Questo è penso un gesto di civiltà che abbiamo attuato, che abbiamo attivato, e siamo contenti di averlo fatto all'unanimità nella prima seduta dell'Assemblea dei Sindaci, grazie anche alle politiche virtuose dell'ente gestore dell'ASP Daniele Moro. L'altro dato positivo, c'è un incremento, anche questo si vede perché vi sono diversi cantieri che hanno ripreso la propria attività, parlo di edilizia privata a Codroipo dopo molti anni di fermo. Anche qui un dato era indicativo: 2011 650.000 euro di entrate di Bucalossi, poi ridottasi a 65.000 euro l'anno. Bene, l'anno scorso abbiamo avuto già una ripresa che quest'anno andiamo ad attestare nel bilancio, pari a un incremento di 100.000 euro. Quindi la Bucalossi, le costruzioni di edilizia privata, le tasse che derivano dalle stesse si attesteranno attorno ai 160.000 euro. Quindi una ripresa anche di quel tipo di mercato, di cantieristica e di lavoro che fa molto molto bene. Ultimo dato gestionale che mi sento di riferire in questa situazione sono i costi rilevanti che ancora abbiamo, nonostante le riduzioni della pianta organica attuate per scelta politica da una parte e per esuberi
pensionistici dall'altra in materia di costo del personale. Oggi noi abbiamo una pianta organica che si ferma a 83 dipendenti, che viste le competenze che i comuni hanno assunto in questi anni non è una pianta organica ricca, anzi è una pianta organica molto ridotta, soprattutto per quanto riguarda gli agenti della polizia locale, che dovrebbero essere almeno il doppio, ma non possiamo ancora assumerli. Comunque oggi noi abbiamo un gravame per il bilancio del comune di quasi 3.380.000 euro di spesa del personale, quindi una parte importante delle 14 milioni di prima di spesa corrente va a essere investita proprio per il mantenimento della struttura della macchina. Approfitto per ringraziare tutti i dipendenti indistintamente, perché in questi anni, soprattutto negli ultimi, stanno dando il massimo a fronte appunto delle maggiori competenze di cui dicevo prima, ma a fronte soprattutto del maggior onere derivante da numerosissime leggi, talvolta in conflitto tra loro, che rendono molto difficile e complicato il loro lavoro, che è quello di garantire il servizio al cittadino, ma soprattutto la legittimità degli atti che vanno ad essere fatti. Un dato su questo sia emblematico è quello della mancanza di contenziosi. Oggi i contenziosi nei confronti della pubblica amministrazione sono ridotti per la città di Codroipo quasi a zero, nel senso che noi non necessitiamo più, come avremmo necessitato alcuni anni fa, di un servizio avvocatura interno, anzi, e quindi possiamo tirare, almeno da questo punto di vista, un sospiro di sollievo, ma anche da altri sicuramente, per aver ben amministrato, e quindi approfitto per ringraziare indistintamente tutti i dipendenti. Quindi vi è estrema soddisfazione per aver così aspettato qualche giorno più del dovuto per chiudere il bilancio, ma per averlo fatto in maniera oculata da una parte, ma soprattutto in maniera propositiva per il futuro della città di Codroipo. La parte qualificante la vedremo nel corso di quest'anno, laddove molte opere pubbliche andranno ad essere realizzate, appaltate e quindi cantierate, così come molte ne avete viste in questi anni nel territorio di Codroipo. L'auspicio è che si possa fare sicuramente di più, e quindi andremo dagli enti superiori, perché abbiamo necessità di un confronto per capire dove realizzare gli investimenti futuri. L'esempio lo abbiamo nella sede municipale, che richiede sì una manutenzione straordinaria che abbiamo già coperto con un finanziamento del Ministero dell'Interno di 100.000 euro, quindi una spesa tra virgolette esigua rispetto a quello che richiederebbe un edificio anche questo degli anni 50, era del 51 quando fu edificato, ma la scelta se, dove, come e quando edificare un nuovo edificio riguarda quello che gli enti superiori riterranno opportuno finanziare. Faccio un esempio: oggi noi avremo la capacità di realizzare da soli il nuovo municipio di Codroipo, ma con un contributo regionale che copra in parte tutta questa spesa potremmo usufruire di quei fondi, utilizzare quei fondi anche da altre parti, penso alle scuole, penso alle strade che veramente ne hanno oggi bisogno. Quindi prima di fare una scelta in tal senso è necessario capire dove la Regione intenderà contribuire. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.